Va ora in onda Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio. Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi dedichiamo la nostra puntata a un'eccellenza del Veneto, recentemente nominata Patrimonio UNESCO, grazie a un importante ciclo pittorico del Trecento. Oggi in questa prima puntata parliamo della bellissima e straordinaria città di Padova. A raccontarci le sue esperienze è Giorgio Andrian, un padovano nel mondo, importante esperto e referente del mondo UNESCO e anche uno dei fondatori del Club Amici Padova UNESCO. Dalla città di Belgrado ci racconterà la sua esperienza e la sua avventura UNESCO e la candidatura di Padova Urbis Picta. Ciao Giorgio, benvenuto, è un piacere averti oggi qui con noi. Come va? Benissimo, ciao Ernestina e saluto tutti quelli che sono in collegamento con noi. Va molto bene, grazie, va bene. Ecco, sono contenta. Prima di iniziare, Giorgio, così i nostri ascoltatori ti conoscono, perché non ci racconti un po' più di te? Un po', perché non sono giovanissimo e vi confesso che ne ho fatte di tutti i colori nella mia vita, quindi vi do così solo alcuni titoli. Dai. Però sono nato e cresciuto a Padova e a Padova ci torno regolarmente per occuparmi di questioni culturali. Poi vi racconto l'avventura della candidatura all'UNESCO. E quindi a Padova mi chiamano simpaticamente il padovano nel mondo, per cui mi sento molto in sintonia con voi stasera, bellunesi nel mondo o veneti nel mondo, perché lo sono anch'io. Dal secondo anno dell'università, in realtà, con la prima borsa di studio che sono finito negli Stati Uniti, non ho mai smesso di essere un padovano nel mondo, per cui lo sono stato e lo sono ancora, perché adesso vi sto parlando da Belgrado, la capitale della Serbia, e lo sono stato in diverse parti del mondo. E questo è un po' strano, perché se tu vivi solo in un posto, poi alla fine un po' alla volta no, ti adatti. Invece cambiando, io ho fatto delle fasi della mia vita, negli Stati Uniti prima, poi ho abitato in Ucraina, in Germania e adesso a Belgrado, no? Quindi sono posti completamente diversi. Sì, scusa Giorgio, ora ti trovi per lavoro a Belgrado o per qualche interesse culturale? Mi hanno mandato in castigo, qui io ho fatto il funzionario dell'UNESCO, sì, no, adesso vi spiego. Sono nella mia quarta vita, ma nella terza vita facevo il funzionario internazionale, lavoravo per le Nazioni Unite e in particolare per l'UNESCO. E quando si lavora per le Nazioni Unite di solito ci si sposta. E quindi io ho lavorato a Parigi, dove c'è il quartier generale, poi mi hanno mandato a un ufficio che sta a Venezia, che si occupa dei Balcani e del Caucaso, e poi a un certo punto cercavano una persona che volesse trasferirsi a Belgrado, dove dovevano fare il UN Country Team. Nessuno ci voleva andare, ho detto ma vado io, è una città interessante, ci ero già passato un po' di volte e mi sono trovato così bene che sono qui da, insomma, diciamo, per metà del mio tempo, da ormai 10 anni. Mio figlio è nato qui e quindi sono chiamato simpaticamente Srpski Zed, che vuol dire tu sei uno di noi, tradotto in maniera, è molto bello. È il più bel complimento che possono fare a una persona. E te lo dicono se lo sai davvero, come nel mio caso, cioè di sangue, oppure se ti vogliono tanto bene. Quindi in questa fase della mia vita io sono Srpski Zed e sono contento di esserlo. La mia vita si svolge per metà circa qui e per metà tra Padova e gli altri posti dove ho dei progetti, perché dal 2011 ho finito il mio mandato all'UNESCO e lavoro come esperto indipendente. Ma stupendo. Quindi mi occupo, io penso di fare il lavoro più bello del mondo. Perché diciamo, questo è quello che ti appassiona più del tuo lavoro? Intanto mi occupo di posti straordinari. La lista dei siti UNESCO, le liste, perché in realtà non c'è solo il patrimonio mondiale,
ci sono le riserve della biosfera, ci sono i geoparchi, le città creative, ma se voi provate a cliccare non troverete mai un posto né brutto né poco interessante. Il problema è che non mi basta la vita per mi interessa molto quel fatto che ci hai raccontato un po' che sei un padovano nel mondo, che ti trovi, ritorni sempre alla tua terra d'origine, la bella Padova, e ora ti trovi a Belgrado, per esempio. Ci puoi raccontare per anche i nostri ascoltatori un po' della tua città di Padova e un po' un paragone con Belgrado, per esempio? Sono due bellezze diverse, mettiamola così. La città in cui si nasce, si cresce e rimane nel cuore di tutti, e io quindi mi sento un padovano nel mondo e penso che lo sarò sempre, anche se dovessi, non penso che mi sposterei mai, non lo so, mai dire mai nella vita. Comunque non ho mai trascorso tutto un pezzo intero da una parte, mi sono sempre spostato, sono nomade e sono molto affezionato al mio nomadismo, perché antropologicamente penso che il nomade possa fare un'esperienza diversa del mondo, che non si offenda nessuno, però lo consiglio sempre a tutti: girate. Ti consideri, Giorgio, ti consideri un migrante, per esempio? Perché migrante non è una brutta parola, però mi piace più nomade, nel senso che io credo che antropologicamente il nomadismo significa esplorazione di nuovi spazi. Non sei mai contento, oppure vuoi vedere nuove parti, quindi non è associato per me a nessun significato negativo, così come anche migrante. Siamo tutti migranti noi umani dall'inizio di questa straordinaria avventura sul pianeta, che ci piaccia o no, forse non c'è nessuno che non ha mai cambiato casa. Quindi anche se ti sposti del pianerottolo, migri, no? Quindi cosa c'è di male nel migrare? Niente. Ecco perché non ha un significato, a mio parere, migrare un significato cattivo o migrante un significato cattivo. Tu come la vedi? Ma io no, però come tu sai, nei discorsi generali, questo termine purtroppo, come anche quello di nomade, hanno una connotazione negativa, fortemente negativa, e questo non va bene, perché noi umani abbiamo un po' alla volta occupato il pianeta grazie alle nostre migrazioni, se no, siamo comparsi sul pianeta 6 milioni di anni fa in Africa e abbiamo cominciato a migrare. Così è stata la storia. È interessante, la storia dell'umanità è una storia di migrazioni. Che problema c'è? È una cosa bellissima. Poi dobbiamo cambiare per lavorare, dobbiamo lavorare per cambiare quella idea forse negativa che in tanti hanno, e che hanno anche fatto rifiutare queste migrazioni, perché come tu dici sin dall'inizio che l'umano si sposta, cerca nuovi orizzonti, nuovi posti, e lo fa con una migrazione, al di là di se va e torna o se si considera nomade, come nel tuo caso, che è molto interessante quella nuova, non nuova parola, ma prospettiva, sentire qui sul programma. Per quello che volevo chiederti, come la vedevi tu? Ma io la vedo come una cosa bellissima, e penso che dovremmo tutti smettere di dare connotazioni negative a questi termini, perché siamo antropologicamente nomadi. Ripeto, poi il nomadismo può essere a grande scala, uno si sposta tanto, oppure a piccola scala ti sposti e vai a abitare nell'altro edificio vicino, però lo spostamento è insito nella nostra natura, e quando non lo facciamo perdiamo una serie infinita di opportunità legate al cambiamento. Non c'è nulla di negativo in questo. Per cui la cosa peggiore da fare è quella che sta succedendo anche in Europa, no? Che coloro che si spostano per vari motivi, certo, i disgraziati che non hanno alternative, e io ne ho conosciuti parecchi nei miei viaggi, sono dei disperati, e purtroppo la terra è piena anche di queste forme di nomadismo disperato, perché fin tanto che ci saranno delle grandi differenze, fin tanto che ci saranno dei grandi conflitti, ci saranno sempre questi disperati. E questi sono una parte del nomadismo. Poi ci sono tante altre persone che si spostano per altre ragioni. Quindi, se vedessimo tutto questo in maniera molto più bella, per quello che effettivamente è, cioè una sana contaminazione, passami questo termine, no? Di persone, di idee, com'è che ci si sviluppa? Mica stando sempre chiusi in casa, no? Ma parlando
con qualcuno che sta, come faccio io con te, dall'altra parte del mondo. Ecco, e sai mi che stai anche... arricchendo con delle cose interessanti. E allora questa è una forma di immigrazione, si sarà elettronica, prima o poi verrò a trovarti, sì, però aspettiamo. intanto c'è uno scambio, capito? Questa è l'essenza del discorso. Assolutamente. Cosa anche c'è di più bello? No? L'immigrazione dà questa ricchezza, no? Il problema è quando io non sto bene con me stesso, ma allora è un altro problema, non è colpa della migrazione. Se io mi sento padovano nel mondo e sono qui, ho imparato la lingua qui per comunicare, poi gli faccio la battuta in dialetto veneto, non la capiscono, si mettono tutti a ridere, è divertentissima questa cosa, no? Sì. E che problema c'è? Non c'è nessuno. In quell'interscambio anche nasce questa ricchezza, e lo dico sempre, per esempio, da dove ti parlo, l'Argentina, nota anche come la fine del mondo, che è il nome del programma. La nostra identità nazionale si è fatto un po' col contributo di diverse collettività di migranti che l'Argentina ha ricevuto, non soltanto quella italiana, che è stata quella più numerosa, anche più con più forza, diciamo, con più presenza, ma anche di quella spagnola, di quella tedesca, francese, anche di tanti paesi dell'Europa, Africa, recentemente del Sud America. Quindi abbiamo quella ricchezza che ci dona quella unicità che abbiamo come identità nazionale, come paese poi alla fine. Per quello che ritengo che sempre sia un'esperienza molto che ti dà quella ricchezza, no? Che anche come parlavi tu un po' di, per esempio, fare delle battute in dialetto veneto, in lingua veneta, diciamo, in un altro paese, è sempre una cosa molto, molto carina, molto simpatica, perché un po' che fa sparire queste frontiere, un po' le distanze. Quindi è molto interessante. Ti ringrazio, Giorgio, per condividere un po' la tua esperienza. No, è la mia vita, ma tu hai usato il termine identità, che io uso molto poco perché è un termine molto delicato da prendere in punta dei piedi. Però è chiaro che qui i miei amici, quando vengono a cena dall'italiano, e va bene così, io li cucino i bigoli in salsa come faceva mia nonna. Quindi non è che io, se parlo serbo finché cucino i bigoli, perdo la mia identità. Assolutamente no, anzi. Quindi l'identità è una cosa molto intima, che tra l'altro cambia nel tempo, e quindi che problema c'è? Non c'è nessuno. Anche parte della propria cultura che uno porta avanti dalle sue radici, poi con quello che si va arricchendo. E parlando un po' di cultura, Giorgio, tu hai una carica molto importante, svolgi un lavoro molto importante. Tu sei parte del club UNESCO per Padova, anche consulente del comune di Padova per questa candidatura UNESCO che ha avuto Padova poco fa, che ha vinto in questi Urbis Picta, e che tu per favore ti chiedo di raccontarci un po' ora, no? Come è nato questo club, con quale obiettivo, quali sono le vostre attività? Adesso io provo a fare una sintesi di 6 anni in 6 minuti, va bene, vediamo se ci riesco. Dai, ma sei bravo, dai, riuscirai. Perché... No, in realtà tu mi hai fatto almeno 3 domande che si incrociano. La parola chiave è sempre la stessa ed è UNESCO, e come vi ho detto è un'organizzazione per la quale ho lavorato. Mi sono trovato molto bene perché ha un mandato molto bello. Tra l'altro nel preambolo della sua Costituzione parla della pace, quindi tutto quello che fa, la cultura, la scienza, l'educazione, lo fa per la pace, per cui è un'organizzazione che semmai va rinforzata. Io, quando ho finito il mio mandato, ho continuato a occuparmi cioè mi chiamano per occuparmi di candidature, cioè di organizzare questi percorsi per arrivare a questo risultato. Questo risultato, quello di Padova, è il sogno di tutti. Io non ho mai trovato, sì, perché è come vincere l'oro alle Olimpiadi, cioè non c'è un riconoscimento più prestigioso al mondo nella cultura che il patrimonio mondiale, World Heritage. Io ho trovato ambasciatori, ministri, sindaci, assessori. Non c'è nessuno nel pianeta a cui questa cosa non piaccia. Poi però dal fatto di piacere al fatto di arrivarci ce ne passa. Per 2 motivi. Primo, perché non tutto, per fortuna, il patrimonio è candidabile. Ci sono dei criteri, c'è una convenzione del 1972, la Convenzione del Patrimonio Mondiale, e ci sono dei criteri, 10 criteri, che devono essere rispettati, cioè tu ti puoi candidare, devi almeno uno dei criteri riuscire a dimostrarlo, no? E devi appunto, in base a uno di questi criteri,
sono 6 criteri culturali e 4 criteri naturali, perché ci sono anche i patrimoni naturali. Le Dolomiti, a proposito di bellunesi nel mondo, sono un patrimonio mondiale naturale. Quindi è molto difficile, per cui quello che io ho fatto a Padova è stata una cosa eccezionale in any sense. Io ho fatto candidature in vari paesi, però ovviamente farne una nella mia città, quindi tornare a Padova a lavorare per il 300 padovano, che è stato un secolo straordinario, come consulente, è stato il lavoro più bello che abbia mai fatto. Poi è andato anche a finire bene, quindi sono molto felice, per quello ti dicevo che sono il padovano più felice al mondo. Ed è stata un'avventura straordinaria, perché la Cappella degli Scrovegni che vedete virtualmente alle mie spalle, io spiritualmente sono sempre immerso lì dentro, perché è un posto magico, ci puoi tornare 1000 volte e ancora ti emoziona, forse ti emoziona di più, non lo so. Io dico sempre a tutti: andateci, tornateci, sempre. E tutti volevano che la Cappella degli Scrovegni entrasse nella lista dell'UNESCO. L'avevano detto, l'avevano ripetuto, ma non sapevano come fare. Quindi, quando nel 2012 io ho finito il mio mandato, sono tornato in città, tra l'altro per lavorare con l'orto botanico, che era già nella lista, si è sparsa la voce che c'era un padovano che ne sapeva qualcosa. E allora mi ha chiamato il sindaco, sì, perché sai com'è, Padova alla fine è piccola, cioè insomma, io dico sempre che è un grande villaggio. E quindi mi ha chiamato il sindaco di allora e mi ha detto: ma senti, mi dici come si fa a fare sta roba? Sta roba sarebbe la candidatura. Dico: guarda sindaco, è una roba un po' complessa, ci vuole un po' di tempo, sito bonde farla. Io dico: sì, però dico non da solo, è un lavoro di squadra che richiede del tempo. Va bene, fammi un piccolo studio, un preventivo. E io gli ho detto: guarda che la Cappella degli Scrovegni da sola non può entrare nella lista. Ma come? Sei matto? Anch'io farei quella domanda, come no? È bellissima. Tutti, ma ancora, cioè tutti quanti. Io gli ho spiegato che la cappella è un gioiello, però è piccolo, e nel frattempo i siti UNESCO erano diventati più grandi, se non addirittura dei siti seriali, cioè con più location dello stesso tipo. Allora mi guarda come dire: cosa fai? Allora dico: mettimi a disposizione un paio di esperti, di cui io non sono uno storico dell'arte, quindi mi servono degli esperti di alto livello, io faccio una ricognizione in città e poi fra una settimana ti dico cosa si può fare. Mi ha messo a disposizione il capo settore della cultura, è una professoressa dell'università, e abbiamo girato la città a vedere tutto il resto che c'era e c'è di questo straordinario secolo. Conclusione: quello che voi adesso vedete con 2 clic, se entrate nel World Heritage List e mettete Padova, vedete Padova Urs Picta, non è il nome ufficiale, però la chiamiamo tutti così. Sono 8 cicli affrescati. Cosa vuol dire cicli? Sono grandi estensioni, no? Grandi superfici, pareti, 8 che stanno in edifici diversi e che coprono praticamente un intero secolo. Si comincia con il lavoro di Giotto, che tra l'altro arriva a Padova chiamato dai frati del Santo, e poi Scrovegni gli fa l'offerta di affrescare la sua cappella privata, e si arriva fino all'oratorio di San Michele circa 90 anni dopo. Quindi per un secolo Padova è la vera capitale culturale del tempo, dell'Italia, quindi insomma dell'Occidente, dove Giotto fa il suo capolavoro, ma gli altri artisti, che vi consiglio di vedere con la stessa curiosità. Certo, la Cappella degli Scrovegni è unica, però se tu vai all'oratorio di San Giorgio, che è vicino al Santo, per esempio, che tutti conoscono, no? O vai a vedere il battistero della cattedrale, ti trovi in posti che non sono meno belli, sono diversamente affascinanti, sono veramente dei posti incredibili che tanti ancora non conoscono, anche padovani. Io in questi anni di lavoro ho sempre organizzato degli incontri e delle visite, ho detto: andiamo a vedere questo posto. Ma dove seo? Dove seo? Vedi che non lo sai, dico. Allora, dov'è l'Accademia Galileiana? Questa è sconosciuta. E quindi porti la gente a vedere questi.
Per cui abbiamo creato questo insieme, abbiamo fatto un piccolo sito seriale. Alcuni sono tutti all'interno del centro storico, quindi a piedi ci si arriva, però sono in posti diversi e raccontano delle storie diverse. L'insieme di questi posti è stato effettivamente valutato di eccezionale valore universale, outstanding universal value. Questo è il motivo per cui si entra in questa prestigiosa lista. Quindi alla fine ce l'abbiamo fatta e non è stata una passeggiata, nel senso che per candidarsi bisogna preparare un dossier che è un lavoro tecnico molto dettagliato, in cui tu devi spiegare queste cose che adesso vi sto raccontando, ma devi documentare, cioè devi dire Giotto è stato colui che ha rivoluzionato l'affresco. Bene, ma come? Cioè, che cosa ha rivoluzionato l'affresco? Non l'ha inventato lui, lo facevano anche i romani, no? E lui che cosa ha fatto di diverso? Che cosa ha fatto di veramente rivoluzionario a Padova? Ha scolpito con la pittura, ok, cosa vuol dire? Ha reso i personaggi umani, benissimo, i sentimenti, ok, e tutte queste cose, no? Le abbiamo dovute studiare, analizzare, perché tu ti candidi di fronte al mondo, cioè qualunque esperto di qualunque paese del mondo può leggere il tuo dossier, in realtà lo fa un gruppo selezionato di esperti di e-commerce, e devono capire esattamente e devono convincersi di questo valore eccezionale. Sì. Capito? Abbiamo dovuto fare per esempio un'analisi comparativa. Cosa vuol dire? Abbiamo dovuto scrivere se e che cosa altro c'era nel mondo in quegli anni. C'era qualcun altro che faceva affreschi e abbiamo scoperto che c'erano anche degli altri. Qui, tra l'altro, vicino a dove vi sto parlando io, in Kosovo, in Macedonia, c'erano degli artisti che peraltro sono già nella lista UNESCO. È arte bizantina, va bene, è arte bizantina, noi occidentali siamo più affezionati alla nostra, però non è meno importante. La cosa straordinaria di questa lista, che adesso è arrivata a superare abbondantemente le 1000 unità, è che ci sono le rappresentazioni di tante culture diverse, cioè non ci sono culture più importanti e culture meno importanti, ci sono delle culture che hanno lasciato delle testimonianze più grandi, più visibili. Ma per esempio io che ti stavo raccontando, ho lavorato e lavoro ancora in Africa, ci sono delle culture che hanno fatto delle cose più piccole, ma non meno importanti nella storia dell'umanità. Quindi in questi 1154 siti c'è di tutto, c'è veramente di tutto. È un viaggio straordinario che io chiamo sempre tutti i colori del mondo. Quando non sapete cosa fare, cliccate uno di quei pallini. Dove volete, nel paese che volete, nel continente che volete. Guardate, ognuna è una storia incredibile di un pezzo della testimonianza dell'umanità in questo pianeta. È un viaggio fantastico, dalla preistoria fino alla modernità. Giorgio, possiamo ripetere così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio Avie, Voci delle Dolomiti, possiamo ripetere dove possono recarsi per trovare questo che ci stai raccontando, che veramente, guarda, ti sto ascoltando con tanta gioia perché è una cosa stupenda e ti ringrazio per raccontarci e avvicinarci a tutto questo. Vi aspettiamo prossima settimana per continuare a scoprire insieme questa interessante storia del patrimonio UNESCO Padova Urbis Picta con Giorgio Andrian, esperto UNESCO e promotore del ciclo pittorico. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia. Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.